Anche il mondo della cultura è al fianco del nostro connazionale Alberto Trentini, cooperatore veneziano originario del Lido di Venezia, che si trova ingiustamente arrestato in Venezuela dallo scorso 15 novembre 2024, dove era arrivato per portare aiuti ai disabili del luogo che altrimenti non possono accedere alle cure sanitarie. Anche il presidente della Biennale di Venezia, Petrangelo Buttafuoco, è intervenuto spiegando come il silenzio, in questa fase delicata, possa essere anche un prezioso alleato per la risoluzione positiva della vicenda. E in queste vicende è sempre il silenzio operoso e attivo che i servizi e le istituzioni sanno mettere in atto, come da sempre è accaduto, e in vicende molto spesso delicate non sono state tragedie proprio perché hanno saputo lavorare. Però per quanto riguarda il lavoro di Biennale, sicuramente attraverso determinati percorsi che sono quelli della consapevolezza che diventa coscienza e conoscenza, ci adoperiamo su questo come su altri fronti. L'ho voluto sottolineare e credo che sia l'urgenza nostra di dare consapevolezza di quello che succede. Diverse le sensibilità, ma sempre un'unica direzione, sempre in prima linea l'Associazione Articolo 21 con il coordinatore nazionale, il giornalista Giuseppe Giulietti. Ad oggi non c'è nessuna trattativa condotta dagli americani. Ci auguriamo che ci sia una trattativa condotta dal governo italiano. Posso dire una roba, ma ci sono 280 giorni. Una madre ha un figlio e non sa nulla di lui. E gli avvocati non hanno capi di imputazione. E gli avvocati non sono entrati. E la mamma ha parlato una volta sola. Ma una madre che si vede sequestrato un figlio ha il diritto di alzare i toni o deve abbassarli sino a far scomparire il ricordo di sua figlia? Guardate, lo dico io per loro, i meriti sono tutti dell'Associazione degli Amici. Sia chiaro che sino a quando non rimetterà in piedi a Venezia, noi saremo ossessionati ed ossessionanti.